io inizio. Allora, intanto grazie per essere venuti qua, so che vi ho avvertito giusto l'altro giorno, quindi so che non è facile riuscire sempre a essere puntuali quando gli avvisi sono, diciamo, fatti in tempi stretti. Allora, innanzitutto, perché facciamo una presentazione della lista, perché ormai credo sia giusto, visto che l'abbiamo presentata sia l'anno scorso che quest'anno, ribadire perché ci presentiamo di nuovo con il nostro simbolo. Ad ogni buon conto, secondo noi. Non mi conto, siamo qua di nuovo. Ecco, una cosa che mi interessa subito specificare: sì, è vero, questa è la sede del ciclo di rifondazione, ma noi ci presentiamo con un simbolo unitario. Il simbolo unitario lo potete vedere, è quello lì, con la dicitura in fondo per la federazione. Come sapete, si è costituita la federazione della sinistra, raggruppa sostanzialmente le due principali formazioni che avevano dato vita ancora anni fa a Rifondazione Comunista, e poi è successa la scissione. Adesso ci siamo ricompattati e praticamente soprattutto Rifondazione Comunisti Italiani più altre associazioni culturali tipo Socialismo 2000 e Lavoro e Società. Noi andiamo da soli, come sapete, abbiamo già definito i motivi nei comunicati stampa. Vi ribadisco velocemente in questa sede. Noi abbiamo supportato la vittoria di Bertoncello e della coalizione centro-sinistra nel secondo turno delle elezioni comunali della scorsa estate. Primo turno, come ben sapete, siamo andati da soli, poi ci hanno chiesto l'apparentamento, noi abbiamo dato l'ok, sta di fatto che dopo, come ho ribadito più volte, l'ultima riunione di coalizione a cui noi siamo stati invitati risale a settembre, in concomitanza con il 24 di settembre per l'appunto, quando c'è stata poi alle 18 si è tenuta questa breve assemblea di coalizione, alle 21 la nostra assemblea in quella di Lugugnana, e poi noi non abbiamo più avuto accesso ad alcuna assemblea di coalizione del centro-sinistra portoghese. Noi le abbiamo chieste, le assemblee di coalizione insieme a noi non ci sono state, abbiamo avuto 2 incontri con Bertoncello e dei suoi collaboratori, quindi non incontri di coalizione. Un incontro si è tenuto nei primi giorni di dicembre. In quell'occasione poi noi abbiamo risposto che eravamo disponibili a una coalizione di centrosinistra, a partecipare alla ridefinizione della coalizione di centrosinistra, però insomma, il secondo appuntamento che ci è stato concesso è arrivato a fine gennaio, e in quell'occasione insomma tutto quello su cui cercavamo di porre attenzione, che ci premeva, abbiamo trovato insomma scarsa possibilità di collaborazione, mettiamolo così per usare un eufemismo, mentre insomma la volta scorsa tra primo e secondo turno ci sono state ampie aperture. Non ultimo, ecco, ribadisco il tema ad esempio del riconoscimento comunale del registro anagrafico delle coppie di fatto, che è stato approvato a Venezia su proposta del nostro consigliere comunale Sebastiano Bonzio. Noi abbiamo proposto la medesima cosa a Portogruaro in coalizione e ci è stata negata. Ecco. Che dire poi, altre questioni su cui noi abbiamo ribadito comunque su alcune questioni avevamo delle linee differenti, faccio notare terza corsia oppure su queste questioni ambientali. Tuttavia insomma ecco, c'è stato insomma detto che insomma abbiamo trovato sostanzialmente un muro davanti, e quando insomma ci si trovano i muri abbiamo preferito quindi scegliere un'altra strada. Una cosa mi interessa specificare: ho visto anche le interviste, le conferenze stampa che sia Gianfranco Battistone che Stefano Zanetta hanno ripreso in video. Ho visto la conferenza stampa anche di Bertoncello quando ha presentato la sua lista civica, che sostiene apertamente lui. È stato detto che sì, insomma, il problema è anche che Rifondazione Comunista voleva un po' la federazione di sinistra, quindi anche troppa visibilità. Io francamente io conosco un modo di fare politica,
il modo che ho di fare politica è quella di fare assemblee pubbliche, volantinaggi, di manifestare le posizioni e manifestare quello che penso. Poi naturalmente posso fare anche un lavoro di coalizione, però vuol dire negare la mia esistenza per entrare all'interno di una caserma, francamente non è un'opzione che io francamente noi condividiamo. Che dire inoltre, sta di fatto comunque tutte le assemblee pubbliche che abbiamo fatto non mi sembra che contrastassero con quello che è o dovrebbe essere il programma, alcuni punti del centro-sinistra portoghese. Cioè, le assemblee pubbliche sulle centrali di biomassa dovrebbero teoricamente concordare con il loro punto di vista. A buon conto c'è stata di fatto un blocco nei nostri confronti e ne prendiamo atto. Comunque noi siamo qua, ci presentiamo di nuovo, penso che da quando c'è stato il commissariamento abbiamo lavorato bene sul territorio, non abbiamo parlato solo delle centrali biomassa come qualcuno dice, siamo stati presenti in piazza sia a fine ottobre con i banchetti inerenti il lavoro per proporre delle iniziative che poi inerivano, diciamo, il bilancio regionale, spostare dei fondi dai capitoli inerenti all'identità veneta al supporto per il supporto dei lavoratori in cassa integrazione, mobilità e disoccupazione. Siamo stati presenti sul tema della terza corsia, abbiamo volantinato sia a Tegno, in parte anche a Portovecchio, contro, diciamo, questa politica dei trasporti che vede l'asfalto come quasi unica soluzione del problema della viabilità. E non ultimo, siamo stati presenti sul tema delle laicità, sul fatto che, sì, insomma, sul tema delle copie di fatto, che insomma, per favore, il tema di cui vi ho fatto cenno prima. E inoltre, ecco, stavo dimenticando, insomma, tutte le questioni, insomma, inerenti al lavoro. Io penso che comunque abbiamo fatto sentire forte, naturalmente con le nostre potenzialità, abbiamo fatto sentire la nostra voce. La nostra lista è composta, come avete visto, da 20 tra compagni e compagni, non tutti sono tesserati, sono molti, anzi la maggior parte sono non tesserati, sono sostenitori, comunque simpatizzanti, tutta gente che appartiene al territorio e che ha condiviso con noi questo percorso, i lavori che sono stati fatti finora. Che dire poi? Si è parlato molto spesso, ho visto anche le cronache di questi giorni, del tema del fatto che Portogruaro, forse il Veneto orientale, difetta magari di candidati per quanto concerne le elezioni regionali. Ecco, specifico che nella federazione della sinistra, che è con il nostro simbolo, per quanto concerne le regionali, la provincia di Venezia, si candida anche Marco Piccolo, che vedete qua alla mia sinistra, che è lui il candidato della nostra zona, nella nostra lista per quanto concerne le regionali, ed è candidato anche per le comunali, quindi anche su questo siamo presenti.